Bentrovati, buongiorno telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Entriamo in diretta anche per questo mercoledì per raccontarvi il Nord-Est in tutte le sue sfaccettature. Daremo chiaramente un occhio, ci collegheremo con le scuole del territorio dove sono in corso gli esami di maturità, la prima prova, una frase di Borsellino, una riflessione sulla parola rispetto e una poesia di Pasolini tra le 7 tracce della prova di italiano. Ma appunto poi ne parleremo con i diretti interessati, lo faremo appunto all'esterno delle scuole, degli istituti del territorio. Tanta la cronaca e anche la politica in questo mercoledì di giugno, avremo numerosi collegamenti, siamo pronti a portarvi a Mestre peraltro dove le persone, i residenti sono costretti a blindare i garage. Parleremo poi della base militare di Vicenza perché i venti di guerra chiaramente hanno un peso specifico anche sul territorio iberico. Ma partiamo da Padova. Partiamo da un arresto che fa già discutere. Arrestato dalla polizia di Padova, infatti, un cittadino marocchino era stato denunciato dalla figlia per maltrattamenti e violenze perché la diciottenne voleva vivere all'occidentale. Ha compiuto da poco 18 anni ed ha trovato la forza di andare in questura e chiedere aiuto. È nata a Padova e qui va a scuola la giovane di origine marocchina, malmenata e minacciata dal padre e dalla madre, entrambi marocchini, perché lei voleva vivere con la libertà di tutti i suoi amici. Da sempre la ragazza era stata costretta a uscire di casa solo sotto controllo dei genitori e solo per andare a scuola. Non poteva vedere gli amici, solo la famiglia. Alla giovanissima veniva anche imposto il modo di vestire tradizionale e se lei tentava di ribellarsi erano insulti e botte. Il 5 giugno la giovanissima ha detto basta, si è presentata alla polizia e ha raccontato la sua storia denunciando entrambi i genitori per maltrattamenti. Informata la procura, la diciottenne è stata collocata in una struttura protetta. Il padre però non ha mai smesso di cercarla fino a quando non l'ha trovata per strada con 2 amici. Sceso dall'auto, l'uomo, un cinquantenne, ha malmenato i 2 amici e preso con la forza la figlia che è stata caricata in macchina. Sono stati 2 ragazzi a chiamare il 113. Dopo una veloce ricerca, la giovanissima è stata rintracciata nella casa di famiglia. Qui per il padre è scattato l'arresto in flagranza con l'accusa di maltrattamenti. Il GIP ha convalidato il suo arresto e disposto il divieto di avvicinamento alla figlia con l'ausilio del braccialetto elettronico. Nell'auto del cinquantenne gli agenti hanno sequestrato alcuni coltelli e un piccolo cannocchiale che serviva per controllare gli spostamenti della ragazza. Episodio di cronaca questo che sta già diventando un caso, lo vedete anche dal Gazzettino.it, vuole vivere all'occidentale, diciottenne denuncia i genitori e scappa, il papà la trova, la picchia e la rapisce davanti agli amici, quello che ha appena raccontato la nostra Chiara Gaiani da Padova. Rimaniamo sulla cronaca, ritornando all'omicidio di via Castella Menardo che nel dicembre scorso costò la vita al giovane Francesco Favaretto. Siamo nel cuore di Treviso, sono stati arrestati 5 nuovi soggetti. All'alba è scattato il blitz della polizia. Le auto sono andate a prelevare 5 minorenni accusati di omicidio, concorso in omicidio e per 3 di loro anche rapina aggravata. Per tutti è scattata l'ordinanza di misura cautelare e sono stati accompagnati in comunità dislocate fra Veneto, Campania e Calabria. Sale dunque il numero dei giovanissimi a cui è stata afflitta la misura restrittiva per la brutale aggressione terminata in omicidio di Francesco Favaretto. Il 22enne picchiato e ferito gravemente il 12 dicembre 2024 nel cuore di Treviso. Il giovane, portato d'urgenza in ospedale, morì poco dopo a causa dei colpi ricevuti anche con dei cocci di bottiglia. Le indagini svolte nell'immediatezza dalla squadra mobile di Treviso sotto la direzione della Procura della Repubblica di Treviso e della Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minori aveva consentito di raccogliere numerosi elementi di prova sul coinvolgimento di 10 indagati. Poco dopo il delitto, in carcere finirono 2 maggiorenni ed un minorenne, quest'ultimo difeso dall'avvocato Fabio Crea assieme ad uno dei maggiorenni. La cosa che mi sorprende è che porrò immediatamente all'attenzione del giudice delle indagini preliminari è la circostanza che alcuni dei minori
che io ritengo per le indagini già espletate e concluse nei confronti del minorenne essere pienamente coinvolti nell'omicidio del Favaretto, siano stati collocati in comunità piuttosto che come il minore che io difendo con la massima misura custodiale. Processo già avviato per il minorenne in questione. Siamo nel corso dell'udienza preliminare dove il giudice, su mia richiesta, ha ritenuto di procedere ad una perizia per la valutazione della maturità del ragazzo, del quindicenne, operazioni peritali che sono iniziate proprio nella giornata di ieri. Quindi su questo ci sarà la necessità di attendere l'esito delle operazioni peritali. Il processo è stato rinviato a ottobre. Ora la nuova svolta. Il proseguo dell'attività investigativa ha permesso di chiarire ulteriormente le diverse responsabilità, determinando quindi l'autorità giudiziaria ad emettere ulteriori ordinanze cautelari. 5 ragazzi italiani di seconda generazione, 4 tra i 16 e i 17 anni ed un minorenne al momento dei fatti ed oggi maggiorenne sono stati arrestati. Si tratta di 3 ragazzi e 2 giovanissime. Dei 10 coinvolti rimangono indagati altri 2 per i quali non è scattata per ora alcuna misura. Un delitto maturato in un ambiente di degrado, un'aggressione a scopo di rapina. Noi adesso andiamo a Castelfranco Veneto per una vicenda curiosa, seppure grave, molto grave, con i carabinieri che la notte scorsa hanno deferito in stato di libertà una ragazza 29enne che è stata trovata a bordo della sua macchina con un tasso alcolemico ben superiore ai livelli consentiti di ben 3 volte, 1,5 grammi per litro. Ebbene, questa ragazza ha chiamato un amico per farsi venire a prendere sostanzialmente. Questo amico, un 37enne della provincia di Padova, però è risultato positivo anche lui ai test, positivo all'assunzione di cocaina. Lucio Zanato ha incontrato poco fa il tenente colonnello Stefano Mazzanti. Comandante, insomma questa storia della guida in stato di ebbrezza non finisce mai, ma si aggiunge anche quest'altra storia di guida sotto l'effetto di stupefacenti. Sì, è un fatto che è accaduto l'altra notte a Castelfranco Veneto, quando la pattuglia del nucleo operativo radiomobile ha fermato questa ragazza, una 29enne originaria di Vicenza, in guida in stato di ebbrezza. Aveva un tasso pari a 1,55, quindi un tasso abbastanza importante. Quando si è trattato poi di chiamare qualcuno per affidare l'autovettura affinché potesse poi rientrare nella sua abitazione, la ragazza ha chiamato un amico al quale poi i carabinieri, come doveroso, hanno fatto la prova del test per l'uso di stupefacenti ed è risultato positivo. Quindi a quel punto si è trattato del ragazzo chiaramente ha rifiutato di sottoporsi alle analisi e pertanto abbiamo provveduto a denunciare entrambi per una guida sotto di ebbrezza e l'altra guida sotto l'effetto di stupefacenti. Ricordando che voi siete sempre fuori ogni fine settimana a fare questi controlli. Sì, diciamo che nel periodo estivo la questione è una questione abbastanza importante. La guida sotto di ebbrezza è una di quei comportamenti che generano in particolare gravi incidenti stradali e quindi la nostra attenzione si pone anche su questo. La vedo pronta la nostra Ilaria Marchiori con Alberto Pivetta da Mestre. Vi ho detto in apertura, garage blindati per la sicurezza contro il degrado e lo spaccio di droga, ma ci racconta tutto Ilaria Marchiori. Buongiorno Ilaria. Sì, buongiorno anche a te Cristian, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo qui in una delle vie laterali di Via Piave a Mestre per farvi vedere che cosa hanno deciso di fare i residenti di questo condominio, il condominio Fabio, perché erano esausti di quello che ormai succedeva quotidianamente, giorno e notte. In fondo, dove vedete c'è il cancello per poter entrare e parcheggiare le proprie auto, le persone sostavano, bivaccavano e facevano uso di sostanze stupefacenti, tanto che si ritrovavano addirittura pieni di siringhe per terra. Allora hanno deciso di mettere prima della rampa, di posizionare, far montare questo cancello di ferro molto alto, in modo che non possano nemmeno saltare
scattare perché facevano anche questo e poter accedere ai propri garage con tranquillità. Qui insieme a noi c'è Giampaolo Conte, uno dei residenti più attivi del quartiere Piave della zona, lo conosciamo bene. Lei aveva documentato anche insieme a molti dei residenti di questo condominio qual era la situazione, poi finalmente loro hanno deciso di organizzarsi e attrezzarsi da soli in questo modo. Certamente qui erano anni praticamente che questa zona era presidiata da questi personaggi. Giù c'erano sempre un mucchio di siringhe, e non solo di giorno ma anche di notte. Sì, che qua i residenti che abitavano le case qui vicine, proprio perché non sono neanche tanto taciturni, fanno baldoria di notte, e questo cancello se non meno li salvaguardia da queste incursioni. Difatti qui adesso la zona è più pulita, anche se stazionano nella via Felisati qui davanti. Questa è via Saletto, via Salettuol, una strada che congiunge via Felisati con via Montenero. Qui una volta c'erano anche la sede del sindacato ed era aperta la strada, sicché aveva più sbocchi. Se le forze dell'ordine arrivavano da una parte, fuggivano dall'altra. Se arrivavano da via Ariosto, scappavano da queste parti. Adesso è stata chiusa anche quella via e anche questo cancello che obbliga la gente, ossia questi personaggi, a non stazionare più in questo posto. Ecco, solamente che mentre hanno trovato una soluzione per il retro, per l'ingresso nei garage, non è altrettanto per l'ingresso antistante, ovvero davanti, no, a questo condominio. Ora noi vi portiamo lì per farvi capire dove altro stazionano e bivaccano queste persone, perché Conte è una situazione che ormai è diventata insostenibile in questa come anche in altre vie e laterali di via Piave. Ma certamente qui nell'atrio, diciamo, di questo palazzo Fabio non entrano, a quanto ne so, però siccome c'è uno spazio al coperto, lì stazionano qualche volta anche di giorno, ma soprattutto di notte, e naturalmente per il disturbo che danno a questi residenti, che è un palazzo abbastanza noto qui a Mestre. Ecco, qui ve lo stiamo facendo vedere, cioè proprio hanno messo questa catena in ferro, però comunque è servita poco, non è bastata come deterrente, perché comunque si piazzano, si posizionano proprio qui anche all'ingresso, spesso e volentieri impedendo ai condomini di entrare. Certamente lì dove ci sono le cassette della posta, lì è sempre presidiato. Per terra ci si trova di tutto, al mattino c'è sempre di tutto e di più. Poi un'altra cosa, il cancello, diciamo, che abbiamo visto adesso in via Salettuol, qui a Mestre in via Fiume, a 50 metri lo stesso da via Piave, c'è un altro scivolo di garage sotterranei ai quali hanno messo un cancellone anche loro davanti, non una struttura così alta, ma l'hanno proprio chiuso definitivamente. Quindi fondamentalmente un po' tutti i residenti si stanno attrezzando, si stanno in qualche modo ingabbiando. Certamente, in altre parti, se guardiamo che qui in piazzetta è stato ingabbiato anche un ristorante. Anche lì hanno fatto la stessa gabbia che c'è in giro, e ci sono altri posti dove hanno messo filo spinato, sì, che ognuno cerca di fare qualcosa. Penso che sia l'unica soluzione per il momento, momentanea, perché la gente non stazioni dentro questi luoghi. Ecco, avete sentito una situazione al limite. Io ringrazio Giampaolo Conte per averci descritto quello che accade anche in altre zone. Vi abbiamo fatto vedere come si sono attrezzati questi residenti, ma le decisioni che vengono prese sono un po' comuni in varie zone. Ringrazio ancora Giampaolo Conte, qui da Mestre è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie davvero Ilaria Marchiori con Alberto Pivetta. Quando le immagini valgono più di 1000 parole, così quindi a Mestre, dove l'allerta è diventata
diventata allarme, vero e proprio allarme. Noi ritorniamo nel Trevigiano per la cronaca giudiziaria. Uccise la moglie gravemente malata accoltellandola a morte. È stato condannato a 14 anni di carcere il marito della donna, Sergio De Zen. Il delitto si consumò il 23 settembre del 2023 nella loro abitazione di Maser. Un fatto sconvolgente, non si dà pace la figlia Aurora, che ha parlato ai microfoni di Daniela Sizzia. Niente potrà ridarmi indietro mia madre. Rispetto però a questa sentenza, tu che cosa pensi? Non sono soddisfatta. Perché? Sono troppo pochi 14 anni. Amareggiata, con il cuore spezzato, parla la figlia Aurora De Zen, presente in aula per ascoltare la sentenza nei confronti del padre. Non riesce a perdonare chi le ha strappato la mamma. Rabbia, dolore, tante cose. Se pensi a tua mamma. Le avevo giurato di darle giustizia, però non come, pensavo molti più anni, una pena un po' più severa. Aurora lascia il tribunale con il peso di un dolore che non l'abbandona. Il padre Sergio De Zen, 76 anni, è stato condannato a 14 anni di carcere grazie alle concessioni delle generiche prevalenti sulle aggravanti, 4 anni in meno rispetto a quanto richiesto dal pubblico ministero Gabriella Cama. Si è concluso così il processo di primo grado nei confronti dell'anziano reo confesso che la mattina del 24 settembre del 2023 accoltellò a morte la moglie Emanuela Bittante, invalida allettata a causa di una grave malattia. L'uomo, nei cui confronti è stata applicata una provvisionale di 100.000 euro, il risarcimento del danno avverrà in un distinto procedimento civile, è stato inoltre dichiarato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, interdetto legalmente per tutta la durata della pena ed è anche stato escluso dalla successione della vittima. Le motivazioni saranno pubblicate entro 90 giorni. Il difensore di De Zen, l'avvocato Sabrina De Rossi, si è riservata di leggere la sentenza prima di prendere ulteriori decisioni. Diciamo che tutto sommato non è andata male. Il signor De Zen è perfettamente consapevole di quello che ha fatto e tra l'altro perché insomma si è consegnato immediatamente, ha confessato immediatamente, non ha mai chiesto permessi, non ha mai chiesto niente, quindi adesso ha scontato quasi 2 anni, insomma vuoi l'età, vuoi eventualmente insomma anche la rinuncia all'appello, ma insomma vedremo le motivazioni. Lui cosa ha detto oggi? Ma mi pare ancora un po' spaesato. Forse credo che abbia bisogno del tempo per elaborare. Non voleva vedere la moglie soffrire, è quello che ha sempre ribadito il 76enne in questi anni. Lui dice che l'ha fatto per non vederla soffrire, appunto, tra l'altro la signora aveva anche un cancro maligno, lui aveva visto morire i suoi genitori soffrendo molto e quindi lui probabilmente ha preferito questo che vederla soffrire, questo lui dice sempre, no? Poi si rende conto che non si fa, ecco, però alle volte bisogna trovarci in certe situazioni che erano sicuramente molto più grandi di lui. Il conflitto in Medio Oriente, vi do questi lanci di agenzie attacchi incrociati, Israele e Iran, Khamenei, la guida spirituale iraniana, il capo assoluto, la battaglia dice ha inizio, colpita l'Università di Teheran, con il Wall Street Journal che dice Trump non ha ancora deciso se attaccare. La guida suprema iraniana terrà un discorso televisivo, i Pasdaran dichiarano il dominio sullo spazio aereo di Israele. La situazione resta incandescente e resta di allerta in tutte le basi militari americane, non potrebbe essere altrimenti, con le tensioni in Medio Oriente che provocano reazioni a Vicenza, dove vengono rafforzati i controlli a tutte le installazioni a stelle e strisce, preoccupati per la circolazione dei convogli militari pacifisti che con un presidio nelle scorse ore hanno chiesto un incontro in prefettura. Sul posto Daniele Garbin e Simone Squarcina.
I venti di guerra raggiungono anche Vicenza, molte preoccupazioni sono per l'aumento dei controlli attorno alle basi anche USA e in questo momento anche le preoccupazioni di dichiarazioni di Trump. Ecco, i pacifisti, un'associazione dell'osservatorio che da tempo seguivano un po' tutti i movimenti, in questo momento sono sotto la prefettura e chiedono un incontro al prefetto perché la circolazione dei convogli militari è una cosa che preoccupa e che da tempo chiedevano anche una forma di controllo superiore proprio tra le basi. Oggi in questo momento di tensione c'è ancora più preoccupazione, è vero? Giancarlo Pugioni, segretario generale della CGIL di Vicenza. Oggi abbiamo rinnovato con questo presidio una richiesta che abbiamo già avanzato al prefetto ancora il 2 di giugno perché siamo estremamente preoccupati dal silenzio assordante che c'è in città in termini di informazione di fronte ai livelli di tensione molto alti che stiamo registrando nel nostro territorio, che è uno dei territori più militarizzati in Italia, è patrimonio dell'UNESCO la nostra città e pensiamo che i cittadini abbiano diritto di sapere come stanno le cose, cosa c'è nelle basi, cosa si sta muovendo e se c'è un piano di sicurezza rivolto a tutta la cittadinanza. È chiaro che al prefetto noi non chiediamo risposte, ma chiediamo di trasmettere immediatamente in tempi urgenti questa necessità al governo e alle autorità che sono preposte alla sicurezza dei cittadini. Ecco, diciamo che queste preoccupazioni circolavano da tempo, in questo momento sono solo accentuate anche perché c'era un problema, ricordo, proprio di segnali, di mancanza, di non trasparenza di quello che viene movimentato, ovvero all'interno di questi contenitori che dentro magari potrebbero contenere anche esplosivi. Sì, allora Giovanni Marangoni, portavoce Osservatorio Vicenza Città UNESCO da smilitarizzare, che raggruppa 36 associazioni della società civile vicentina. Allora, è da agosto dell'anno scorso che noi stiamo chiedendo alla prefettura, prima con il prefetto Caccamo che abbiamo incontrato a ottobre e ora con il prefetto Romano, di avere indicazioni e informazioni per la popolazione civile sul piano di gestione dei rischi legati alla presenza militare statunitense a Vicenza. È l'UNESCO che lo chiede a gran voce e noi come cittadini siamo qua per sostenere questa iniziativa. Ci preoccupa molto il fatto che la nostra richiesta che abbiamo presentato al prefetto Romano ancora il 17 gennaio, siamo già a giugno e la risposta, l'incontro non è ancora arrivato, quindi siamo qui per sollecitare il prefetto ad incontrarsi e per informare i cittadini di tutti i pericoli che la città sta correndo. Una vicenda che ha fatto e continua a fare clamore l'inchiesta falsi Green Pass. Maria Augusta Marrosu, ex prefetto di Treviso, è stata rinviata a giudizio per il caso dei falsi certificati che sarebbero stati emessi dal Centro Salute e Benessere di Silea. Con lei si presenteranno davanti ai giudici il prossimo 13 marzo l'ex direttore sanitario del poliambulatorio di Fiera, l'ex responsabile organizzativo dello stesso centro medico e i compagni delle due donne accusati di associazione a delinquere finalizzata al falso in atto pubblico. In sostanza, le persone a cui viene contestata l'associazione a delinquere viene imputato il falso ideologico in quanto avrebbero fabbricato i falsi test positivi riconducibili a un numero limitatissimo di campioni. Poi i dati sarebbero stati caricati sul portale della Regione inducendo in errore il soggetto privato che avrebbe quindi emesso il Green Pass. La 70enne Marrosu, ex prefetto appunto di Treviso, ha sempre sostenuto la sua innocenza e per questo è decisa ad affrontare il processo pubblico. Lo scandalo aveva inizialmente coinvolto una 60ina di persone provenienti da mezza Italia, poi nel corso delle indagini erano rimaste in ballo soltanto 29 posizioni. Picchiati da un gruppo di ragazze all'uscita del Padova Pride Village, 2 giovani sono finiti in ospedale. Il racconto della consigliera comunale Elena Cappellini, a cui i 2 hanno descritto quanto è accaduto. Questa ragazza mi chiama dicendomi che nell'attesa del taxi una banda, adesso di nazionalità appunto ancora da approfondire, si è avventata su di lei e sull'amico con cui lei era insieme dopo la festa al Pride Village. I protagonisti di questa storia sono 2 amici, una ragazza di 22 anni e un ragazzo di 23 anni, avvicinati e aggrediti all'uscita dal Pride Village la notte tra venerdì e sabato da un gruppo di violenti. La giovane ha raccontato quanto le è accaduto alla consigliera
consigliera comunale di Fratelli d'Italia Elena Cappellini, dopo aver ovviamente denunciato tutto ai carabinieri. Un'aggressione di stampo omofobo per la tipologia di insulti rivolti ai due ragazzi. Inizialmente sì, è nata così, appunto hanno sentito degli epiteti poco felici e delle critiche probabilmente per l'aspetto fisico del ragazzo, e poi invece si è sviluppata in una vera e propria rissa per futili motivi, visto che anche la ragazza si è sentita di difendere il suo amico, ma ahimè anche lei è finita in pronto soccorso. Il ragazzo ha ricevuto pugni sul mento e al volto, l'amica è intervenuta per difenderlo, è stata a sua volta colpita con schiaffi e graffi. Fortunatamente altri passanti sono intervenuti e il gruppo di violenti si è allontanato. Anche questa volta gli aggressori però sarebbero giovanissimi. L'ennesimo caso e evidentemente c'è qualcosa che non va, è chiaro, oggettivo, e i giovani, ripeto, mi segnalano questi casi perché anche loro esasperati, delle persone per bene non dovrebbero porsi neanche il minimo problema, pensiero che nella propria città, dove anzi una città universitaria che tutti ovviamente promuovono come una città accogliente, vivibile e voglio dire dinamica, soprattutto dovrebbe essere giovane, in realtà trasmette solo grande paura e insicurezza. Io cercherò ovviamente di essere utile e di contribuire per anche un marketing territoriale che possa invece andare a valorizzare quelli che sono i locali per i giovani, perché io dico sì al ballo, al divertimento, no allo sballo e alla violenza. Rimaniamo nel Padovano per una brutta storia di maltrattamenti in famiglia, con i carabinieri che hanno arrestato un 43enne che dopo essere stato lasciato ha perseguitato la moglie per tutta la notte sotto casa. Ha trascorso un'intera notte sotto casa della sua ex suocera, dove la sua ex compagna, stanca delle sue vessazioni fisiche e psicologiche, si era rifugiata. Un 43enne di Mestrino è stato arrestato dai carabinieri di Vigo d'Arzere. I militari lo hanno bloccato all'Arcella sotto le finestre dell'abitazione dove viveva temporaneamente la donna. L'uomo per tutta la notte aveva tempestato di messaggi e telefonate alla sua ex, che si era rifugiata dalla mamma insieme alle due figlie, stanca di anni di violenze. La donna aveva rifiutato un colloquio richiesto dal 43enne, così lui l'ha raggiunta postandosi sotto casa. I carabinieri intervenuti dopo la segnalazione hanno scoperto che il 43enne era destinatario di un ammonimento emesso lo scorso aprile dal questore di Padova. Su disposizione della procura, il 43enne è stato così posto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. Il giudice ha convalidato l'arresto, rinnovando la misura del divieto di avvicinamento all'ex compagna con l'applicazione del braccialetto elettronico. Aggressioni, ancora aggressioni in carcere, così al carcere di San Pio X a Vicenza. Ancora violenza in carcere. Tutto accade nella casa circondariale di San Pio X a Vicenza. A segnalare l'episodio l'USPP, l'Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria. Un detenuto italiano, ristretto nella sezione adibita all'isolamento per gli innumerevoli provvedimenti disciplinari, non nuovo ad aggressioni al personale di Polizia Penitenziaria. Dopo un diverbio con un agente che lo invitava a rientrare nella sua camera detentiva, prima avrebbe reagito prendendo l'agente a male parole, per poi sferrargli un pugno in pieno petto. L'agente è stato prontamente soccorso e accompagnato all'ospedale San Bortolo. La situazione della casa circondariale di Vicenza, denuncia l'USPP, è arrivata a un livello insostenibile e di estrema emergenza. Per questo lancia un appello a tutte le forze politiche affinché venga urgentemente incrementato l'organico della Polizia Penitenziaria di Vicenza, dotando i poliziotti di strumenti idonei per difendersi dalle aggressioni sempre più frequenti. Torniamo sulla tragedia di Malcontenta con la 67enne Chiara Pasquale, morta in casa dopo lo scoppio di un incendio. Parla la cognata che dice aveva provato a rifugiarsi nello sgabuzzino ma non è riuscita a salvarsi. Mia cognata viveva da sola, penso che si sia svegliata perché ha visto che aveva cominciato a prendere fuoco tutto. Però non è riuscita, si vede che era troppo tardi, non è riuscita a uscire fuori e si è rifugiata in una stanzetta vuota e si è ricoperta di abiti per non essere evidentemente presa dal fuoco.
però purtroppo non ce l'ha fatta. È morta così nella notte Chiara Pasquale, a 67 anni, nel suo appartamento di via Malcontenta, tra via Malcanton e via Lago di Bolsena, provando a salvarsi, chiudendosi in uno stanzino in attesa dell'arrivo dei soccorsi chiamati dai vicini, ma il fumo e le fiamme non le hanno lasciato scampo. Non sarebbe nemmeno riuscita a chiedere aiuto, nemmeno a telefonare, racconta la cognata sotto shock per l'accaduto. Alle 3 di notte ti chiamano, ti dicono guarda che sta prendendo fuoco, ma ci aspettavamo di riuscire di trovare almeno salva lei, di riuscire a portarla fuori, e invece quando sono entrati, quando l'hanno trovata e poi è arrivata l'ambulanza, hanno fatto altro che constatare la morte. Penso non si sia neanche resa conto, perché comunque il fuoco era tanto. Hanno dovuto fare evacuare tutta la palazzina perché i pompieri dovevano buttare l'acqua, insomma. Solo in mattinata gli inquilini degli appartamenti sottostanti sono potuti rientrare in casa sconvolti per quanto accaduto alla signora Pasquale. Gli accertamenti sono in corso, ma con tutta probabilità la causa sarebbe stata un cortocircuito. La vittima era molto conosciuta e stimata in paese. Insieme al fratello Eugenio era cotitolare della ferramenta Pasquale, poco distante dall'abitazione della donna, un punto di riferimento per il territorio. Chiara non aveva figli, ma era legatissima alla famiglia. Considerava la nipote, figlia del fratello, come una figlia e adorava le nipotine Diletta e Ginevra. Il sindaco di Mira, Marco Dori, ha espresso vicinanza alla famiglia. È una notizia che lascia senza parole. La comunità di Malcontenta è molto addolorata, lo siamo tutti noi, che anzi manifestiamo un profondo cordoglio e vicinanza sia al fratello che a tutta la famiglia e alle persone che hanno voluto bene. L'amministrazione, come sempre, a disposizione anche per chi è rimasto momentaneamente senza un alloggio, e siamo qui insomma soprattutto in questo momento a essere vicini alla famiglia per questo tragico evento. E ritorniamo anche in Cadore per la precisione a Cancia di Borca di Cadore, dove si continua a spalare, dove si continuano a contare i danni dopo la frana di domenica sera. Dal 2009, quando a Cancia, a causa della frana, morirono 2 persone, c'è questo cartello. La frana purtroppo si è ripetuta, per fortuna senza vittime. Ma vediamo come hanno reagito gli abitanti di questa frazione di Borca di Cadore a quanto è accaduto. Cosa si può dire? Ma che magari forse speravamo che non arrivasse, ecco, perché magari i lavori li hanno fatti su, però io dico sempre, è un po' tutta l'Italia che ha questi problemi dovuti anche al clima o a questi improvvisi temporali, però questo succede, non è che andiamo a fare polemiche. Verrebbe da prendersela con i nostri amministratori, perché questa è la 3ª volta che qui viene una frana e ogni volta fa disastri. Se la senti commentare quello che è successo? Oddio, una cosa per me orribile, perché io non mi aspettavo, non ho visto mai una cosa genere, quindi sono spaventato tantissimo. Non me l'aspettavo tutto questo disastro qua naturale, ma se è che era forte il temporale, quello sì, ma diciamo che se non pioveva era meglio. Iniziamo dalla sera prima, tutto a posto, tutto pulito, arriva l'elicottero perché c'era stata la scena del Marcora, la discesa della punta, con l'elicottero controllavano le varie frane e tra queste c'era quella di Cancia. Tutto risultava perfetto, assolutamente invaso libero, non c'era nulla. Alle 23:30 si è alzato un fortissimo vento e soprattutto questa pioggia battente che sembrava grandine dal rumore che faceva, e in mezz'ora ha fatto partire la frana. Questo è quello che è accaduto. Per il futuro c'è chi pensa che Cancia non possa più essere abitata. Ma se fosse una sicurezza spostarci, io avevo ancora quei tempi che l'ho presa dentro, mi sarei già spostata, però se uno non può, sarebbe una bella idea. Metà gente non vuole perché ha la casa del nonno, la casa dell'avo, la casa sua. Lei personalmente? Io sì, sono d'accordo, perché penso che vivere tranquillo sia una cosa, un diritto, io penso di sì. Siamo fuori di testa,
sono fuori di testa secondo me. Si può svuotare un villaggio, di che sistemano le villette, la frana che viene giù da qua dovrebbe essere spostata tra Cancia e Vodo, dove c'è solamente prato. Io dico che sarebbe una buona idea, perché secondo me per quelli che magari non hanno case o magari che gli mancherebbe, secondo me sì, secondo me è una buona idea. Questo l'umore dei residenti raccolto da Fabio Fioravanti con Stefano Bozzi nelle scorse ore. Fabio Fioravanti e Stefano Bozzi che adesso sono pronti in diretta da Belluno per tutti gli aggiornamenti, perché c'è una statale, quella di Alemagna, ancora chiusa. Fabio, buongiorno. Grazie per la linea. Continuiamo da Belluno a parlare di Cancia, siamo a Belluno città, siamo sul Sagrato del Duomo. Con noi Massimo Bortoluzzi che ieri in rappresentante provincia ha partecipato a una lunghissima riunione svoltasi a Borca di Cadore con il prefetto, che avete accompagnato anche a vedere proprio lo stato dell'arte della frana, dove si sta lavorando alacremente anche per spostare i 30.000 o più metri cubi che sono negli invasi di contenimento. E avete parlato, e questo è il punto cruciale, della statale 51 di Alemagna. Sì, allora intanto i metri cubi non sono 30.000, ma parliamo quasi di 100.000 metri cubi che sono venuti giù. Perché Si era detto 50.000, 30.000, 20.000, poi 70.000, lei dice 100.000. Adesso ieri abbiamo fatto una stima che abbiamo condiviso un po' tutti, perché si parla di 40-45.000 metri cubi solo sugli invasi che hanno tracimato, certo, più una quindicina, tra 15 e 20.000 metri cubi a monte, e dopo c'è tutto il materiale che è sparso per il paese. E parliamo di una quantità enorme, perché ci sono dei punti dove il materiale raggiunge anche qualche metro di altezza e dopo per una media magari di 50-60 centimetri, però è arrivato quasi fino al Boite. Abbiamo visto anche le macchine, una macchina ferma appena prima del greto del Boite, quindi è stata una cosa veramente imprevedibile e di una forza inaudita, perché 50 mm di pioggia in 30 minuti. Io ho parlato anche con il professor De Ghetto, che l'ho incontrato, che lui segue e conosce bene Cancia, ha detto che aveva guardato i dati, parlavano di 30 mm in 10 minuti e di 63 mm in 2 ore, quindi una cosa veramente forte. Veniamo adesso però alla Alemagna. Cosa succede? Come verrà gestita? Bene. L'Alemagna adesso verrà aperta, salvo imprevisti, ancora non li ho sentiti, però stavano già facendo le operazioni di pulizia con i vigili del fuoco, proprio una pulizia di lavaggio della strada, perché c'è molta polvere. Quando verrà aperta? Domani mattina alle 7. Questa è l'indicazione, salvo imprevisti che mi comunicheranno dopo. Però aperta totalmente, completamente come prima? Verrà aperta con delle prescrizioni, con dei protocolli che in caso di pioggia verranno attivati attraverso la protezione civile. La vedetta controlla se c'è la colata, verrà installato un semaforo che da remoto verrà azionato da ANAS, e dopodiché i volontari di protezione civile sulla strada andranno a mettere delle transenne in supporto a ANAS. Questo basta che piova? No, solo nel momento in cui ci sarà una colata detritica, in quel momento là verrà chiusa. Quindi soltanto se ci sarà un allarme pericolo praticamente. Quindi è proprio un pericolo vero che c'è la colata che scende. Attenzione, perché gli allarmi in questa colata non sono suonati, quindi c'è il tempo di reazione per avvisare gli automobilisti, per fermare il traffico, perché parrebbe che in questo caso, se fosse accaduto, se passava gente, se era giorno, nessuno ha fermato, nessuno ha visto neanche gli abitanti. Allora il tempo c'è, perché noi avremo attivati su questo posto proprio delle vedette che sono ex novo, quindi una cosa nuova. No, questi ci sono già dal 1° di giugno. Ma perché allora questa volta nessuno ha avvisato gli abitanti? Questo non lo so, perché vengono attivati. Noi abbiamo, come provincia, abbiamo fatto la turnistica per quanto riguarda i volontari di protezione civile, che sono 4 a settimana, e quindi noi dobbiamo da qui
oltre ai 4 a settimana, dopo c'è un'attivazione in caso di temporale, in caso di meteo avverso, di previsioni meteo o di pioggia proprio imminente, dove questi salgono avvisati dal sindaco e dopo chiamano il sindaco per attivare il sistema d'allarme. In questo caso non avviseranno solo il sindaco, ma avviseranno anche ANAS. Allora, grazie a Massimo Bortoluzzi. Vi abbiamo fatto il punto di una situazione che, come ben capite, è ancora complessa, non è ancora risolta e che chiederà la massima attenzione, perché le persone passano una colata, se davvero poi sono 100.000 metri cubi, come ha detto Bortoluzzi, neanche 50.000, c'è il doppio, davvero il pericolo è davvero tanto. Lì nello studio. Fabio, grazie davvero. Fabio Fioravanti con Stefano Bozzi da Belluno, grazie anche a Massimo Bortoluzzi per tutti gli aggiornamenti. Quindi domani mattina alle 7 riapre la statale di Alemagna. Noi voltiamo pagina, cambiamo toni, questo è il giorno degli esami di maturità, una tradizione che chiaramente si rinnova con tutto il suo carico di aspettative, di ansie, un carico di emozioni che ci racconta la nostra Elena Dal Forno in diretta da Treviso con Nicoletta Rizzetto. Elena, buongiorno, dove ti trovi? Buongiorno Cristian e buongiorno a tutti i telespettatori di Antenna 3. Mi trovo davanti al liceo Canova, ovviamente il liceo per eccellenza dell'esame di maturità. Quando si parla del primo giorno è il tema d'italiano quello che conta, e soprattutto sono con 2 ragazze giovanissime che sono appena uscite. Chiaramente queste sono le persone che sono uscite per prime, quindi noi le abbiamo subito prese. Oggi 7.500 studenti della Marca Trevigiana sono entrati in classe per la loro, opera conclusiva. Ecco, tra i tanti temi c'era quello del rispetto, che è stata la parola che ha colpito le nostre Anna e la nostra Iris, che sono qui con noi e ci racconteranno perché hanno scelto questo articolo pubblicato sull'Avvenire. Rispetto è la parola dell'anno. Allora cominciamo con Iris. Perché hai scelto questo tema? Principalmente perché la trovavo una cosa molto di attualità, comunque un concetto che ultimamente si sta anche molto discutendo, viste le dinamiche anche in giro per il mondo, e inoltre perché le altre tracce non erano proprio pertinenti alla mia personalità o comunque a quello che mi interessava scrivere in questo tema. Ecco, Anna prima ci raccontava proprio che è la parola chiave per capire le relazioni. Sì, l'ho scelto io perché era un tema interessante. Ovviamente personalmente posso percepire l'indifferenza che c'è oggi in società, quindi ho letto l'articolo, mi sembrava interessante quello che diceva l'autore, ossia che il rispetto è fondamentale per costruire relazioni forti, sane e in cui le persone si stimano a vicenda. Ecco, che aspettative avete su questo tema? Come vi sentite? Allora, io spero bene, l'ho fatta come ho sempre fatto, mi è sempre andata bene, spero che sia andata, sono soddisfatta dei collegamenti che ho fatto. Anche io, come dice Anna, sono soddisfatta di quello che ho fatto, soprattutto perché è il risultato di 5 anni qua dentro, quindi speriamo che la pensi uguale anche l'esterno d'italiano. Ecco, ovviamente la domanda non può prescindere dal futuro. Avete già scelto che cosa farete dopo? Io vorrei andare a Padova a fare il DAMS, e quindi una carriera in cinematografia mi piacerebbe molto. Io invece alla Ca' Foscari volevo iscrivermi alla laurea triennale di filosofia e storia. Beh, mi sembra, carriere che si aprono bellissime. Adesso magari aspetteremo anche qualche altro studente, magari qualche ragazzo. Innanzitutto ricordiamo che le tracce spaziavano da Paolo Borsellino al Gattopardo, a Pasolini, agli anni 30, e addirittura c'era anche un tema social sempre su un articolo tratto dal Corriere della Sera che diceva: l'indignazione è il motore del mondo social. Ma serve a qualcosa? Ecco, voi siete giovanissime, come mai non avete scelto questo tema social? Diciamo che il tema dei social spazia in molti luoghi comuni e so di non essere esperta, so di viverla come la vivono tutti i giovani, quindi non sapevo molto, ho deciso di mirare su qualcosa, di puntare su qualcosa di cui ero certa. Elena.
Diciamo che essendo una traccia C non era molto nelle mie corde, però a parte questo, come diceva Anna, appunto, essendo proprio dentro questo mondo social è comunque anche difficile magari prendere distanza e avere un parere più oggettivo rispetto magari appunto al tema del rispetto, che effettivamente è più facile invece da cogliere in tutti i suoi aspetti. Ecco, ringraziamo le nostre ospiti e vi restituiamo la linea. Grazie davvero Elena Dal Forno, e in bocca al lupo chiaramente a queste maturande e a tutti i maturandi. Svolge il tema politico oggi il nostro Lucio Zanato con un ospite d'eccezione che oggi, poco fa, un'oretta fa, ha annunciato cosa ne sarà del suo futuro. Lucio Zanato da Vittorio Veneto con Gian Antonio Darè. Buongiorno Lucio. Sì, buongiorno Tony Darè. Insomma, abbandoniamo la nave della Lega per salire sulla nave della Liga. Sì, è una nave che è sempre stata la mia nave, perché la Liga Veneta, ho iniziato a fare politica con la Liga Veneta e quindi rimango nel territorio, un movimento territoriale per dare valore e voce al Veneto, agli imprenditori, ai commercianti, agli artigiani e all'industria. Sì, però parliamo di numeri decisamente diversi rispetto alla Lega. La Lega è quasi, un Titanic. La Liga è una bella barca, ma sicuramente forse un fuoribordo. Ma sicuramente, ma quando sono partito eravamo una piccola barca. Da senso è? Siamo diventati poi il Titanic e non volevo fare la fine del Titanic. Ecco appunto. Senta, ma qual è lo stimolo? Perché ad esempio non approdare invece in Forza Italia dopo mesi di discussioni, di approcci con Flavio Tosi? Ma perché intanto ringrazio Flavio Tosi dell'attenzione, però il mio cuore pulsa per il mio Veneto, per la bandiera col leone di San Marco, ed è quella che mi ha animato dall'inizio e continua ad animarmi anche quando sono diventato segretario regionale e abbiamo fatto un partito nazionale. Intendevo sempre portare avanti il modello organizzativo e politico del mio Veneto, del nostro Veneto. Ecco, ma qual è l'obiettivo di questo movimento che deve avere uno sviluppo ulteriore, che non sia all'interno, forse solamente del Consiglio regionale, per poter ottenere dei risultati proprio per il Veneto? Ma vede, in Veneto dal 2019 al 2024 la Lega Salvini ha perso 2 milioni di voti. È a quei 2 milioni di voti che noi ci rivolgiamo. Ecco, qual è il primo obiettivo? Il primo obiettivo è entrare in Consiglio regionale e far sentire la nostra voce, anzi la vostra voce. Ecco, questo naturalmente per la voce, ma se si dovesse cominciare una battaglia, cos'è quella della sanità, una viabilità tra Venezia-Monaco? Quali sono, i progetti che il suo nuovo movimento vuole portare avanti per primo? Ma le linee sono chiaramente la sanità, ma soprattutto il sociale, perché il sociale è veramente in difficoltà. Tanti veneti sono in difficoltà. Ricordo che oltre il 10% di ogni comune, del bilancio di ogni comune, viene speso per il sociale, quindi questa sarà la nostra vera cosa. Poi ci sarà naturalmente la sanità veneta, ma assieme alla sanità veneta bisogna portare avanti anche le opere strategiche che sono rimaste indietro. Penso al porto di Venezia Marghera, penso alla Venezia Monaco, perché il nostro Veneto deve ritornare centrale. Grazie. Io direi che gli obiettivi sono ambiziosi, c'è da marciare in vista delle prossime regionali. Non è che è già un po' in ritardo? No, non si è mai in ritardo, bisogna avere la voglia di fare le battaglie, di fare le guerre, di fare le proposte e soprattutto di portarle avanti. E se si dovesse invece ricominciare dal municipio, magari con un Tony Darè sindaco? No, Tony Darè poteva fare il sindaco anche questo giro, o candidarsi anche questo giro, ma ho già fatto il sindaco, sono ancora in consiglio comunale, sono 20-21 anni che sono in questo consiglio comunale con ruoli diversi, ma sempre con la stessa passione. Grazie Lucio. Grazie, se non hai domande ti restituisco la linea. Grazie, ti ringrazio Lucio, grazie a te Gian Antonio
Dare, che appunto ha dato in anteprima, ci ha dato in anteprima questa notizia che politicamente sullo scacchiere politico regionale ha un innegabile peso specifico. Noi ritorniamo alla cronaca, ritorniamo a Padova per parlare di degrado, sicurezza. C'è una storia davvero particolare, ce la racconta la nostra Chiara Gaiani con Federico Cibotto. Buongiorno Chiara. Cristian, buongiorno ai telespettatori. Con Federico Cibotto ci troviamo tra via Ricci e via Rismondo, siamo nella zona, per chi conosce la città, dietro la fiera di Padova. Questo che sta per inquadrare il collega Federico Cibotto è il cavalcavia Unità d'Italia. È proprio all'interno di questo cavalcavia che c'era una sorta di appartamento fantasma. Alcuni stranieri, tutti clandestini, si erano ricavati un giaciglio di fortuna. Ad accorgersene è stato un autista di Bus Italia che è qui vicino a il deposito, che ha notato due stranieri aprire una botola, proprio là si vede insomma tra le grate della recinzione, aprire una botola e salire all'interno e sparire. A quel punto è scattato l'allarme alla polizia, gli agenti sono intervenuti e, ripercorrendo per la stessa strada fatta dagli stranieri, si sono ritrovati all'interno dell'impalcato del cavalcavia, di questo cavalcavia piuttosto importante, una sorta di appartamento con 6 giacigli di fortuna, una cucina e poi ovviamente c'erano davvero tante immondizie, bottiglie, escrementi. Pensate, dentro un'altezza di 1,5 metri non c'era nemmeno una finestra e 6 persone vi trovavano rifugio durante la notte o durante anche i momenti di pioggia, una situazione davvero insostenibile. La polizia ha fermato i 2 stranieri all'interno, 2 marocchini risultati irregolari sul territorio nazionale, e c'è l'ufficio immigrazione ovviamente che sta procedendo. Nel frattempo sono partite le segnalazioni agli enti competenti, al comune che è proprietario dell'immobile a cui è stato intimato di renderlo totalmente inaccessibile, e anche alla PS che provvederà alla pulizia di quanto c'è all'interno. Nota da sottolineare, quest'area si trova all'interno di quella che è la zona rossa, la seconda zona rossa della città di Padova. Tutti i dettagli cercheremo ovviamente di darvi anche maggiori ragguagli nelle edizioni di questa sera. Io ringrazio per la collaborazione tecnica Federico Cibotto. Da Padova restituisco la linea allo studio. Grazie infinite Chiara Gaiani con Federico Cibotto. E noi parliamo adesso di un poliziotto della questura di Padova, ma per una vicenda di tutt'altro tenore e che ha fatto il giro d'Italia. Questo poliziotto che ha salvato una bambina che stava annegando in spiaggia a Jesolo. Questo è il racconto di Ivan Francescon. Ero appena andato in acqua con il cane, che l'ho mollato in acqua che nuotava, e ho cominciato a sentire le urla di una madre, di una donna, vicino all'ingresso, diciamo, sul bagnasciuga, lì in prossimità degli scogli, e urlare aiuto, mia figlia si sta annegando. Sentendo le urla disperate di una madre e di una bimba in difficoltà, Ivan Francescon, poliziotto del reparto prevenzione crimine della questura di Padova, non ci ha pensato 2 volte e ha cercato di raggiungere in acqua la piccola. In spiaggia a Jesolo, con la moglie, il figlio e il cane, Francescon ha analizzato la situazione e ha visto un altro bagnante che si avvicinava agli scogli per aiutare la bambina. Tentavo di tenerla su, sono andato un paio di volte sott'acqua, però tenevo su la bambina, ho cominciato a nuotare, ma anziché tornare a riva vedevo che venivo trasportato sempre più verso il mare, insomma, verso il fondo. Le onde molto forti e il rischio di finire contro gli scogli ha reso la situazione difficile, ma Ivan Francescon ha saputo gestire l'intervento mettendo tutti in salvo. E ho visto altri 2 uomini, c'era sempre questo signore lì vicino, perché anche lui cercava di rientrare. E sono intervenuti altri 2 uomini, tra i quali il papà, che ho saputo dopo che era il papà della bambina. Però vedevo in grosse difficoltà anche lui, ha bevuto più di qualche volta, che a quel punto gli ho detto: è inutile che veniate verso di me, create una catena umana urlando
almeno chi tocca riesce a tirare gli altri, e da lì mi sono appeso, mi sono aggrappato al braccio di uno e mi sono tirato su. Una catena umana fino alla spiaggia ha permesso che tutto finisse per il meglio. All'inizio non aveva parole, poi mi ha abbracciato, è stata una bella sensazione, il papà era disperato, mi ha ringraziato in tutti i modi. Per il poliziotto tanta emozione nonostante la fatica fisica per lo sforzo di tenere a galla la bambina che era entrata in acqua con il suo salvagente ma che era stata travolta dalle onde. Ivan Francescon, in forza al reparto prevenzione crimine di Padova, era collega di Domenico Zorzino, l'assistente capo della polizia, annegato nel Frattagorzone 2 anni fa nel tentativo di salvare un vicino di casa caduto nel fiume. Mio figlio mi ha fatto commuovere perché, scusate, mi ha abbracciato e mi ha detto: sei un eroe, papi. Lei si è sentito un eroe? No, perché guardi, mio figlio me l'ha ripetuto anche ieri sera: papà, tu non ti rendi ancora conto di quello che hai fatto. Però non è che mi piace apparire sì, ho fatto una cosa per me naturale. Un minuto di pubblicità, poi rientriamo con la cronaca da tutto il nord-est. Di nuovo in diretta prosegue il nostro racconto di questo mercoledì a nord-est. Vi abbiamo portato a Padova per quella brutta vicenda, quel padre marocchino arrestato per le violenze sulla figlia che voleva semplicemente vivere all'occidentale. Abbiamo parlato di sicurezza da Mestre a Padova. A Mestre addirittura vi abbiamo mostrato quei garage blindati dai residenti che hanno paura dello spaccio, del degrado che sta imperando in alcune zone della città, ma vi abbiamo parlato anche della frana di Cancia con le novità che arrivano per quanto concerne la viabilità. Da domani mattina alle 7 si potrà tornare a circolare sulla strada statale 51 di Alemagna, perché di fatto Cortina è isolata per quanto concerne gli arrivi dalla valle del Boite. Abbiamo trovato anche il modo e il tempo di parlarvi di questa prima prova di maturità e siamo stati davanti al liceo Canova di Treviso con la nostra Elena Dal Forno per raccogliere i vari umori. Io adesso però vi devo dare gli aggiornamenti su una vicenda che davvero conoscete tutti, la tragedia del Nattisone, perché c'è un importante sviluppo nel procedimento penale di questa vicenda. L'infermiere della Sores Michele Nonino, indagato per omicidio colposo contro i vigili del fuoco, ha scelto di saltare l'udienza preliminare e andare così direttamente al processo in aula. Allora, mi chiamano i vigili del fuoco per un intervento a Premariacco. Loro hanno delle persone su un'isoletta in mezzo al Nattisone, lì del ponte, via Ponte Romano. Allora mi chiedono se è possibile attivare l'elicottero, il doppio tango in questo caso. Michele Nonino, l'infermiere della Sores indagato per omicidio colposo per la morte di Patrizia Cormos, Biancadoros e Christian Molnar sul Nattisone, insieme ai vigili del fuoco Andrea Lavia, Luca Mauro ed Enrico Signor, rompe il muro dell'attesa e chiede l'apertura immediata del processo. Il processo penale è già di per sé pena. Facciamo che almeno sia rapido. Il processo porta patimento, angoscia e coinvolgimento per tutti, quindi vi è una necessità di ridurre i tempi del processo per ridurre la pena del processo, e questo vale sia per le famiglie di quei poveri ragazzi che hanno perso la vita in maniera così tragica, sia per una persona come il mio assistito, l'addetto della Sores, che si trova quotidianamente a confrontarsi con il peso di queste accuse e soprattutto con un'esposizione mediatica che lo sta psicologicamente devastando. Il giudizio a rispetto della sua definizione non sarà proprio immediato. Il GIP dovrà fissare la prima udienza davanti al giudice monocratico per il dibattimento, ma non si esclude che la data possa cadere dopo il 19 settembre, quando è fissata l'udienza preliminare per discutere la richiesta di rinvio a giudizio della Procura nei confronti degli indagati. La scelta di saltare questa fase non darà a Nonino alcun beneficio in termini di sconti di pena in caso di condanna. Non c'è nessuna istanza di benefici premiali nella scelta che abbiamo svolto. La scelta è quella: si faccia il processo, lo si faccia nel contraddittorio delle parti, lo si faccia in tempi rapidi. Noi
puntiamo alla soluzione, quindi non è una istanza che abbia in qualche modo una finalità di beneficio della pena. Interpellati sia l'avvocato delle famiglie di Patrizia Bianca e Cristian, Maurizio Stefanizzi, che i difensori dei Vigili del Fuoco Stefano Buonocore e Alfonso Mangone, nessuno ha voluto commentare la scelta del collega Miculan. Non si esclude tuttavia che la difesa dei pompieri possa seguire la stessa strada. C'è tempo per farlo entro 3 giorni prima dell'udienza preliminare del 19 settembre. Ritieni che ci possa essere un coinvolgimento anche ulteriore rispetto ai 4 indagati di adesso, e mi riferisco per esempio alle strutture, alla Sores? Tendo a escluderlo perché in realtà è un filone che la Procura della Repubblica ha già in qualche modo esplorato senza individuare alcun tipo di responsabilità. È per questo che dico, nel momento in cui si accerta che il mio assistito ha rispettato le norme e i protocolli, è chiaro che nessun tipo di colpa può essere allo stesso imputato, e nel momento in cui all'esito di quell'indagine nessuno dei vertici sia stato coinvolto da un punto di vista processuale, mi lascia chiaramente capire che quei protocolli sono stati ritenuti adeguati. Avevano improvvisato una protesta pro-Palestina davanti alla caserma Ederle, ritorniamo a Vicenza, ma la manifestazione non era autorizzata. Per questo 6 persone sono state denunciate dalla Digos. 6 persone deferite dalla Digos della Questura di Vicenza. Nell'ambito delle manifestazioni di contestazione per l'offensiva israeliana nella striscia di Gaza in solidarietà al popolo palestinese, domenica 30 marzo una settantina di manifestanti, tra cui gli antagonisti dei centri sociali, avevano inscenato un'estemporanea e non preavvisata manifestazione davanti all'ingresso della base americana alla caserma Ederle. Questo ha comportato il deferimento dei 6 per il loro ruolo attivo nell'organizzazione della contestazione non preavvisata. La stessa violazione è stata riscontrata per altri 5 attivisti che il 5 aprile, con un centinaio di manifestanti no TAV, si erano riuniti in via Maganza per poi partecipare al corteo fino a via D'Annunzio, oltrepassando il cancello di accesso alla sede ferroviaria e iniziando a percorrere la strada sterrata, costeggiando i binari con lo striscione Stop Cantieri. Cambiamo i toni, voltiamo decisamente pagina, facciamo un po' di gossip. Matrimonio illustre ieri a Padova, si è sposata Daniela Del Secco, la marchesa d'Aragona. Nozze VIP ieri a Palazzo del Capitanio in Piazza dei Signori, dove si è sposata Daniela Del Secco, marchesa d'Aragona, con Andrea Velardi, ematologo di fama internazionale. Il rito civile è stato ufficiato dal presidente del Consiglio Comunale di Padova, Antonio Foresta. La sposa indossava un abito bianco a sirena di pizzo ed è arrivata a bordo di una Maserati bianca accompagnata da uno dei suoi amati cagnolini. Testimone per la marchesa è stato il chirurgo estetico padovano Carlo Alberto Palaoro, che le ha regalato una spilla d'oro. Per lo sposo invece Orazio Dell'Ellis. Daniela Del Secco, giornalista e opinionista televisiva, è romana doc, ma ha scelto Padova per il suo matrimonio perché ha deciso di trasferirsi qui per motivi familiari e per avvicinarsi alla figlia. Dopo la cerimonia civile, la festa degli sposi è proseguita con un rinfresco nello storico Caffè Pedrocchi. Andiamo adesso all'ospedale di Cittadella per un benvenuto davvero speciale. Possibile, certo, ma non frequente, perché si sceglie molto più spesso il cesareo in queste gravidanze, quanto avvenuto all'ospedale di Cittadella, dove all'alba di domenica sono nati 2 splendidi gemellini con un parto naturale. Eccoli felici con la loro mamma Deborah e tutta l'equipe del reparto di ostetrice e nidopediatria. Il primo a nascere è stato Alex, venuto al mondo all'1:50, mezz'ora dopo, alle 2:20, il primo vagito della piccola Anita. La mamma sta bene e così i gemellini, che sono stati accolti con grande gioia da papà Alberto e da Diletta, 4 anni, da pochi giorni sorella maggiore. Dopo torneremo sulle notizie del giorno, sulla cronaca. Se ci avete seguito fin dall'inizio avete capito, si tratta di una giornata molto densa, tanti i fatti che ci hanno portato un po' in tutto il nord-est, però dobbiamo trovare il tempo e il modo di parlare delle iniziative che ci sono sul territorio, iniziative importanti che lanciano messaggi che hanno un peso specifico, soprattutto in questo momento. Di una iniziativa che si svolgerà nel fine settimana a Treviso parliamo ora. Parliamo spesso di questo elemento, spesso questo elemento è oggetto della nostra cronaca. Quando ce n'è troppa
e quando ce n'è troppo poca. Parliamo quindi di acqua, perché a Treviso nel weekend ci sarà il Festival d'acqua. Per questo io do il benvenuto, sono molto felice che siano qui con me, a Federico Girotto, che è il direttore creativo di Rock in Motion e d'acqua, e alla dottoressa Maddalena Iaoda, biologa marina e artista. Grazie di essere qui. Allora, partiamo da Federico Girotto. Girotto, perché un festival d'acqua a Treviso? Il Festival dell'Acqua è realizzato dall'associazione no profit Rock in Motion, che ha l'obiettivo di sviluppare progetti di tipo ambientale e sociale. È nato proprio con l'obiettivo di creare un'interconnessione tra uomo e acqua. Quindi l'obiettivo è quello di valorizzare questa risorsa idrica così importante per tutti, per la nostra vita di tutti i giorni, e far sì che i cittadini, i turisti e il pubblico in generale possano valorizzare questa risorsa. Per quale motivo? Innanzitutto Treviso è una città in cui l'acqua è buonissima, anche se consumiamo tantissime bottiglie d'acqua. Infatti pensiamo che l'Italia è il primo paese in Europa e il secondo al mondo per consumo di bottiglie in plastica. Quindi quello che vogliamo fare noi e che ci poniamo come obiettivo è quello di sensibilizzare da una parte le persone sulla qualità dell'acqua che abbiamo e allo stesso tempo anche valorizzare questa città che è circondata da corsi d'acqua, e per cui dobbiamo valorizzare anche la natura effettivamente e tutto ciò che ci troviamo attorno. La cosiddetta acqua del sindaco, quindi è buona l'acqua che scorre dai rubinetti di Treviso nello specifico? Corretto, l'acqua è molto buona, anzi buonissima, è tra le più buone, e infatti all'interno del progetto Free Acqua, così si chiama il progetto in cui rientra il Festival d'acqua, stiamo realizzando anche una rete pubblica in cui abbiamo pubblicato anche una mappa all'interno del sito, e in cui sono mappate tutte le fontane della città, pensate più di 130 fontane, e è partita anche l'iniziativa con la mappatura dei locali che si rendono disponibili a distribuire gratuitamente l'acqua pubblica, quindi su richiesta sarà possibile anche richiedere l'acqua all'interno. Perché l'acqua pubblica è buona, quindi è conveniente. Corretto, l'acqua pubblica è buona e conveniente, e l'obiettivo di questo festival, che si svolgerà appunto dal 20 al 22 giugno, avrà l'integrazione di più iniziative per diversi target, quindi per bambini, adulti e ragazzi, in diverse fasce orarie all'interno di tutta la città. Quindi saranno iniziative diffuse che avverranno principalmente tra l'Isola della Pescheria e la Piazza San Parisio all'interno del centro storico, ma si diffonderanno poi anche fuori, quindi verranno organizzati dei tour in bicicletta, delle gite lungo il Sile per la raccolta dei rifiuti in collaborazione con delle associazioni, oltre a spettacoli pubblici, ad esempio Marco e Pippo in Piazza San Parisio al sabato, come anche artisti che suoneranno musica proprio a partire da suoni campionati dall'acqua, fino ad aperitivi addirittura artistici in cui anche gli adulti potranno cimentarsi nel fare arte in mezzo all'Isola della Pescheria, circondati dai canali della nostra città. Quindi tutto a tema. Corretto, sarà tutto a tema, quindi il tema principale verte proprio attorno all'acqua, ancora una volta, che è proprio l'obiettivo di questo festival: creare una connessione tra le persone, quindi tra l'uomo e l'acqua come elemento, e cercare di creare anche una relazione per sensibilizzare quanto più possibile le persone, perché l'acqua è importante nelle nostre vite, oltre che essere bevuta e usarla per lavarci, è anche fonte di ispirazione e benessere per le persone. Pensiamo anche ad esempio a guardare un fiume che scorre o un oceano durante magari un tramonto. Assolutamente. Tra l'altro, Girotto, prima lei toccava un aspetto fondamentale che è un paradosso tutto italiano: l'acqua è buona ma si consumano tante bottiglie di plastica, quindi si consuma l'acqua in bottiglia. Poi le bottiglie di plastica sono un problema per i nostri mari, per i nostri corsi d'acqua, è corretto? Corretto, infatti dovremmo cercare quanto più possibile di sfruttare e utilizzare
quella che è la risorsa idrica pubblica. Dalle analisi si evince proprio che la qualità dell'acqua di Treviso è davvero buona, per cui dobbiamo berla e cercare di andare anche in giro e portare la nostra borraccia, il nostro contenitore e abbeverarci anche nelle fontane che troviamo in giro per la città e che abbiamo mappato all'interno di questa mappa. Aiutiamo quindi anche a capire quanto è buona l'acqua, dando anche i dati sulla qualità dell'acqua di queste fontane. Assolutamente, poi chiaramente l'allerta caldo nei giorni, nelle settimane dell'allerta caldo è un consiglio molto prezioso. E sempre sul tema dell'inquinamento vorrei una battuta da lei, dottoressa Iaoda, nelle sue vesti di biologa marina. C'è un problema, troppa plastica in mare, nei corsi d'acqua, che mette a repentaglio poi anche mette a repentaglio la sopravvivenza delle piante, delle specie animali. Sì, assolutamente, è un problema che ci riguarda tutti, va a finire, la plastica va a finire un po' dappertutto, in particolare in mare, perché bene o male tutto quello che non viene smaltito correttamente prima o poi ci finisce in mare. E lì può succedere anche che apparentemente sparisce perché si frammenta nelle cosiddette microplastiche che entrano nella catena alimentare. Questo vuol dire che i pesci li mangiano e poi li mangiamo anche noi, quindi è un problema che è un boomerang che ci sta tornando ed è un problema veramente grosso. E quindi bisogna sensibilizzare la cittadinanza, quindi un messaggio che parte da Treviso può avere un effetto benefico sui nostri mari. Se ho ben capito, questo è un po' il senso anche del Festival d'Acqua, mettere tutto in connessione, no? Esatto, l'acqua è interconnessa ovviamente, quindi a partire dai canali della nostra città che vediamo tutti i giorni fino al mare è un percorso unico, come anche dai ghiacciai, per cui dobbiamo davvero preservare questa risorsa e cercare di valorizzarla, e con questo Festival d'Acqua questo è l'obiettivo. E in questo Festival d'Acqua ci sarà spazio anche per le balene, proprio così. Però per raccontarvi questa iniziativa, questa installazione che potrete vedere, partirei da questo contributo. Sulla spiaggia avete visto questa installazione. Bene, questa installazione è opera della nostra ospite Maddalena Iaoda, biologa e artista, per questo abbiamo, insomma, vedete, no? Scienza e arte che si fondono e si confondono in questa installazione, una installazione che è nata. Com'è nata questa installazione, Iaoda? Sì, allora è nata proprio per spiegare. Io mi occupo di balene, appunto, sono biologa e mi piace però anche raccontare alla gente quello che facciamo come scienziati, perché sono cose complesse ma si possono dire anche in maniera semplice e divulgativa perché lo capiscano un po' tutti. Mi sono accorto ultimamente che oltre che a parlare, scrivere così, funziona molto bene anche l'arte, che arriva più facilmente alle persone. Allora ho cercato proprio di unire dei progetti artistici con quello che ha scoperto la scienza, in particolare dell'Istituto Tethys, che è l'istituto di cui io faccio parte fin dall'inizio e che studia proprio balene e delfini con uno scopo ben preciso, quello di fare conservazione.
Quello che abbiamo visto era il prototipo di un'installazione di 50 code, era nato durante il Covid e non ho potuto poi esporlo lì dove era previsto, allora l'abbiamo messo in spiaggia come una prima presentazione, però adesso nell'ambito del Festival d'Acqua avremo la prima vera esposizione di questa installazione. Sono 50 code di Capodoglio. Perché le code sono un po' come un'impronta digitale, cioè dalla coda si possono riconoscere i singoli individui ed è uno strumento molto potente nelle mani degli scienziati, ma permette anche di ricostruire un po' le loro storie. Le sagome sono quelle vere, di veri capodogli, a cui ognuno abbiamo dato un nome e poi il resto è più creativo, però sono i veri capodogli che vivono nel Mar Ligure e vengono studiati in una determinata area. Perché 50? Allora, 50 perché sulla base di quanto vengono riavvistati i singoli individui, nell'area di studio di Tetis, che è grande, più o meno 1,5 volte il Veneto, si fa una stima di quanti sono all'incirca e questa stima ha dato il numero 50. Se ci pensate non sono poi così tanti per un'area così grande e quindi quello che vogliamo dire è anche ogni individuo è prezioso, se ne tolgo uno l'installazione, il quadro non è più lo stesso e quindi abbiamo vari motivi per volerle e doverle proteggere. Dottoressa Iaoda, quando sarà possibile visitare questa installazione e dove? Ci dia alcuni riferimenti. L'inaugurazione sarà venerdì 20, quindi venerdì prossimo, al Museo di Santa Caterina. E quindi ci sarà l'inaugurazione con una spiegazione anche, ma poi resterà a disposizione, inizia alle 16 di venerdì, ma resta a disposizione per tutti e 3 i giorni della manifestazione. Quindi ci sarà un intero fine settimana per visitarlo. Esattamente. Allora, facciamo così, ci diamo 30 secondi di pubblicità, poi ritorniamo con i nostri ospiti a parlare del Festival dell'Acqua e parleremo anche della voce delle balene. A fra poco. Ritorniamo in diretta, stavamo parlando del Festival dell'Acqua, che interesserà il centro di Treviso per tutto il weekend. Stavamo parlando soprattutto di balene, lo stavamo facendo con Federico Girotto, direttore creativo di Rock in Motion ed Acqua, e con la dottoressa Maddalena Iaoda, biologa marina e artista. Con Iaoda vi abbiamo mostrato l'installazione che sarà possibile vedere al Museo di Santa Caterina per l'intero fine settimana, un allestimento, un'installazione preziosa che ha più significati e ce li ha spiegati Iaoda. Non solo, ci sarà un altro spazio dedicato alle balene il sabato. Sarà possibile sentirle le balene? Sì, esattamente. Sabato faremo un'altra cosa più teatrale, saranno delle letture teatrali in cui faremo parlare balene e delfini. Sono dei brani che leggeremo assieme alle mie colleghe di teatro Anna Della Coletta e Nicoletta Modanese e sono tratti da un libro che ho pubblicato con Murse che si chiama Balene salvatici, in cui ogni tanto sono proprio le balene a parlare, quindi sentiremo qualcosa sulla loro vita, sentiremo anche cosa ne pensano di noi e in più ci sarà anche un brano inedito che sarà di una balena che ci parla dal futuro e questo sarà sabato sempre alle 16, sempre al Museo di Santa Caterina a Treviso. Dottoressa, può spoilerarci, anticiparci cosa pensano di noi le balene, anche per i discorsi che avevamo fatto prima in materia di inquinamento? Allora, le balene purtroppo spessissimo sono in difficoltà e sono in difficoltà per colpa nostra, possono finire nelle reti, subiscono l'inquinamento, subiscono collisioni con le navi e chi più ne ha più ne metta. Perché ci interessano così tanto proprio le balene? Sono mammiferi marini
capodogli, balene, delfini, quindi sono simili a noi. Ma non è solo perché sono animali affascinanti e misteriosi che stiamo studiando, anche perché la scienza sta vedendo sempre di più che sono importantissimi per l'equilibrio dei mari, hanno proprio dei ruoli ben definiti e oggi vediamo sempre di più che i mari sono fondamentali per la sopravvivenza della Terra. E per questo vi consiglio anche il libro di Maddalena Jaoda, Balene salvateci, edito da Mursia, se non sbaglio, dottoressa. Esatto. Questa è la voce delle balene. Sì, nel libro si raccontano anche tanti aneddoti che capitano a chi fa un mestiere un po' strano come il mio, che è studiare le balene, che tanti magari non sono neanche consapevoli che balene e delfini ci sono anche nei nostri mari e sono una presenza importante. Quindi lo scopo è proprio di farlo sapere, perché più ne sai e più capisci che abbiamo più di un motivo per proteggerle. Senta, dottoressa, le nuove generazioni sono sensibilizzate, informate sul tema, non solo balene, ma in generale sullo stato di salute dei mari, sull'ambiente? Abbiamo documentato per anni le proteste dei Fridays for Future, c'è una sensibilità che magari un tempo non c'era. Lei come percepisce? No, sicuramente c'è in generale, non solo tra i giovani, c'è molta più sensibilità di quando abbiamo cominciato noi con Tethys, e questo è quasi 40 anni fa, e quando dicevamo che andiamo a cercare le balene la gente ci guardava come fossimo un po' strani, mentre adesso c'è molta più consapevolezza. Non dappertutto però, non dappertutto, cioè resta ancora tantissimo da fare. Tethys ha dei programmi anche nel Mar Ligure e in Grecia dove coinvolge proprio le persone, è un programma di ricerca ma con la citizen science, vuol dire che delle persone vengono con noi e ci affiancano, ci supportano pagando una quota ma anche proprio aiutandoci operativamente, e questo è un'azione di sensibilizzazione anche molto diffusa. Chi scende dalla barca ha toccato con mano. Federico Girotto, allora abbiamo ancora un minuto, facciamo un invito ai nostri telespettatori, prego. Vi invitiamo al Festival d'Acqua, che possiamo anche chiamare d'Acqua perché partiamo proprio da qua, dalla città di Treviso, per la valorizzazione di questa importante risorsa. Quindi vi aspettiamo dal 20 al 22 di giugno in vari eventi diffusi nella città, in cui le principali zone saranno circoscritte al centro storico di Treviso, e potrete trovare il programma con tutte le attività, e ce ne saranno davvero per tutti, da bambini, famiglia, giovani che vogliono divertirsi, sul sito freeacqua.it/d'acqua, oppure cercando semplicemente d'acqua su internet. Siete pronti? Siamo pronti e vi aspettiamo. Allora, grazie Federico Girotto, direttore creativo Rock in Motion ed Acqua, grazie Maddalena Jaoda, biologa marina e artista. Siamo curiosi adesso di vedere questa installazione, grazie davvero. Io vi ricordo in ultimissima battuta che rientriamo in diretta con l'informazione dal nord-est alle 18:30 con l'edizione regionale dei nostri telegiornali, alle 19 con il TG di Venezia, 19:30 Treviso con Belluno, dei flash rapidi. Allora, ci siamo collegati con Belluno a proposito di acqua, l'acqua che appunto distrugge insieme al masso, ai massi e ai detriti quando appunto i fenomeni sono fuori controllo. Magari con la dottoressa Jaoda ci aggiorneremo, no? Più avanti, per fare il punto anche di un'estate che si preannuncia abbastanza complessa, però rimaniamo sulle immagini di Cancia. Domani riapre la statale di Alemagna alle 7 del mattino, abbiamo avuto la riconferma in diretta da Belluno con Fabio Fioravanzi e Stefano Bozzi.
a Cancia si continua a scavare, la situazione è quella che vi stiamo documentando ormai da 3 giorni. Poi vi abbiamo portato a Padova dove un uomo è stato arrestato per maltrattamenti pesanti sulla figlia, anche sequestro di persona, voleva vivere all'Occidentale. Sempre a Padova vi abbiamo documentato di un bivacco abusivo di grossissime dimensioni sotto il cavalcavia Unità d'Italia. A Mestre invece vi abbiamo mostrato i garage blindati in funzione antidegrado, quindi questa è la carrellata, diciamo così, di cronaca di giornata, ma questa sera per l'appunto rientreremo in diretta alle 18:30. Intanto vi lascio a Borgo Italia, subito dopo la sigla e il meteo, e poi ancora il film francese del 1999, un film drammatico, Est-Ovest, Amore, Libertà. È tutto, ringrazio dalla regia Mattia Pizzaia e Fabio Fagliero. Grazie per l'attenzione, buon proseguimento di giornata su Antenna 3.